Senza l'escavo dei canali le navi non entrano, non abbiamo lavoro e ci sono famiglie che restano a casa, lavoratori che non mangiano più. Tra porto e indotto parliamo di quasi 20.000 persone e quindi 20.000 persone che non hanno più lavoro, si crea un problema enorme. Quelli che devono decidere al governo devono decidere, devono dire da che parte stanno, se stanno dalla parte dei lavoratori o non si sa di chi. Noi vogliamo che i canali vengano scavati e che venga fatta la manutenzione per riportarli a 12 metri, altrimenti perdiamo lavoro, perdiamo le navi, i portuali non mangiano e il porto va in crisi. I lavoratori portuali di Venezia continuano la loro protesta per chiedere al governo di intervenire prima che sia troppo tardi. Il presidio a Marghera, all'ingresso dell'Heritage Tower, proprio mentre era in corso un convegno sull'impatto economico e sociale del sistema portuale veneto. Siamo molto preoccupati, siamo qua difatti non da adesso, ma già abbiamo presidiato la salvaguardia, abbiamo presidiato altre cose, siamo tutti allertati perché tutti i lavoratori vogliono scioperare e vogliono dire la sua, perché questo è un problema che sentiamo tantissimo. Bisogna muoversi assolutamente, i tempi sono strettissimi, dobbiamo agire immediatamente, insomma, perché già abbiamo perso un traffico notevole e recuperarlo sarà molta fatica. Serve il protocollo fanghi, serve il piano morfologico, serve che scavino, punto, fino a 12 metri, punto.